anzi siamo davanti all'Arena di Verona. È la grande Arena di Verona, Uno un dei monumenti monumento più importanti importantissimo. Appunto, chi ha fatto l'arena e quando? Primo secolo d.C., l'hanno fatto i Romani. Va bene. Ed è stato da sempre e per sempre un luogo di spettacolo per eccellenza. Nei secoli l'arena ha ospitato tutti i tipi di spettacoli. Ovviamente hanno cominciato i gladiatori, le battaglie navali, Sì. hanno fatto le finte cacce, Sì. mi sono inventati qualunque roba qua dentro. Nel Medioevo hanno fatto anche i giudizi di Dio. Cioè, che In cos'erano? pratica due che litigavano, ognuno pagava un suo eroe, gli eroi si menavano e chi vinceva aveva ragione, il padrone. Il padrone, Esatto. quello che aveva pagato. E poi ecco, non mi risulta che qui abbiano bruciato dei cristiani, Eh? però sicuramente qui i cristiani hanno bruciato degli eretici. È vero. Quindi, È una storia molto italiana. Ma chi ha costruito realmente l'arena? Allora, si dice, nella leggenda, il mistero, che siano stati diavoli interpellati dal costruttore, che non ce la faceva a costruire tutto. E allora ha chiesto, vendendo la propria anima, ai diavoli di costruire questa arena. Lo hanno fatto in una notte, ma all'alba sono dovute andare via e l'hanno lasciata incompiuta, come si trova adesso. Perché i diavoli fanno le pentole ma non i coperchi e non finiscono le arene. E quest'anno è il centenario dell'Arena di Verona usata come spettacolo di opera lirica. E stasera all'Arena danno la Ida di Verdi. Dai, che bello, andiamo a vederlo. Però La senti, Ida. sì, senti una cosa, cioè dura 4 ore. Dura 4 ore? Dura 4 ore. Ah, però. Cioè, io me lo ricordo, avevo una fame incredibile quando sono venuta piccolina. Mangiamo? Dai. Che meraviglia! Siamo davanti all'arena. Laggiù c'è il comune in stile neoclassico e laggiù una parte tutta medievale. E poi qui tutta una piazza meravigliosa con una Piazza fontana. meravigliosa, Piazza Bra. Mm. È una delle piazze più belle d'Italia e quindi più belle del mondo. È stata una delle tappe fondamentali del Grand Tour. Qui ci sono stati tutti. Da Dickens a Lord Byron fino a Mozart. Ecco, mi sono vestita per qualcosa. Ti sei vestita da perfetta turista. E il turista, si sa, è un mestiere duro, richiede coraggio e ottimismo. I turisti tedeschi, italiani, russi, incuranti del temporale, sono comunque in fila per entrare all'arena. Allora, è già cominciato? No, non No, ancora. Ma si fa o non si fa? Si farà, Se piove? si farà. Si farà. Ma che cosa si fa? Si aspetta che spiova? Per forza. Fino alle 9 è così. Ok, va bene. Allora, il cuscino ce l'ho. Io sono qui nella sconfinata platea dell'arena. Bella e bella, impressionante e impressionante. E poi aspettiamo se smette di piovere. Sono l'unico in platea, o quasi. Ah, ci sono là alcuni tedeschi. Sì, sta piovendo. Ne approfittiamo per sbirciare dietro le quinte. Beh, io vado di qua. L'Arena come teatro lirico ha 100 anni, ma come struttura spettacolare praticamente ne ha 2000. È incredibile tutte, come dire, le superfettazioni, gli adattamenti che ha subito. E qua è bellissimo, qui hanno ricavato dei camerini, dei servizi, degli uffici logistici in posti antichissimi, ma hanno costruito dei soppalchi, delle cose in legno. È stupendo, è uno spettacolo in sé questo contenitore. Là sopra che cosa c'è? Degli artisti solisti. E quindi la signora che sta gorgheggiando, la vado a disturbare? È meglio di no. Ma che labirinto, è fantastico. Guarda questa struttura ricavata dentro l'arena, scale, scalette. Qua. Cioè, in una stanza è troppo.